Seconda corsa, una prova per 3 anni. Vincitori da 1.000 a 4.000 euro in carriera sono in 7 al via. Con il numero 1 Elivuelle Andrea Farolfi, 2 Ecuador CR Antonio Di Nardo, 3 Edipo Indal Alessandro Gocciadoro, 4 Ghost Gun Marco Stefani, 5 Erotico Jet Lorenzo Baldi, 6 Ed Sheeran R Edoardo Baldi, in seconda fila 7 Embayador Roberto Vecchione. La macchina li raccoglie, favorita Elivuelle con il numero 1 Andrea Farolfi per Carlo Belladonna, i colori della scuderia Wave. Si parte con il tentativo da parte di Ghost Gun di scavalcare Elivuelle, la quale prova a rientrare all'avversario, si imbocca la prima curva, insiste Ghost Gun e sbaglia Elivuelle che aveva provato a prendere la prima curva a 100 all'ora. Rimane in seconda posizione Ecuador CR che precede Edipo Indal, quindi Erotico Jet avanti ad Ed Sheeran R, alla retroguardia Embayador. 14,9 per i primi 200 metri di corsa, rallenta il ritmo il battistrada e dall'ultima posizione muove con decisione Embayador. Embayador che risale, raggiunge Erotico Jet, si porta accanto ad Edipo Indal e va a portarsi a diretto contatto con il battistrada che intanto ha fatto 31,1 per il primo quarto. Deve riallungare ora Ghost Gun perché è arrivato Embayador. Rimane secondo allo steccato Ecuador CR a precedere Edipo Indal, quindi Erotico Jet ed Ed Sheeran R. 47,3 per i primi 600 metri tranquilli da parte del battistrada, figlio di Brillantissim, portato da Marco Stefani al primo giro di corsa in 1,2,7. Si appoggia un po' in giù Embayador, al suo bel da fare Roberto Vecchione per tenerlo in alto all'imbocco della curva. Ecuador CR sempre allo steccato mentre ha spostato Edipo Indal che è andato a fare la seconda pariglia, sbaglia Erotico Jet. Il chilometro è in 1,18,1. Erotico Jet, Ghost Gun al comando, al suo esterno sempre Embayador. Allo steccato Ecuador CR in pariglia Edipo Indal, Ed Sheeran R che ha qualche lunghezza più indietro, 1,32,8 i primi 1.200 con Ghost Gun che ora allunga. Embayador che non molla la presa all'esterno, poi Ecuador CR ed Edipo Indal, insiste Embayador all'attacco di Ghost Gun quando siamo a 200 metri dalla conclusione, 15,3 per la piegata conclusiva. Ghost Gun che si difende allo steccato, attacca a largo Embayador, va di dentro Ecuador CR, è passato Embayador nei confronti di Ghost Gun ed Ecuador CR, peggiora la camminata Embayador e allora Ecuador CR porta a casa la vittoria nei confronti di Ghost Gun ed Ed Sheeran R. Il successo in open stretch di Ecuador CR Antonio Di Nardo che lo porta al traguardo nell'inside line, Gennaro Casillo al training e la scuderia Brianza alla proprietà del figlio di Muscle Mass e Valuta OK che segue il leader Ghost Gun, entra in open stretch in arrivo e vince sulla rottura a fil di palo del numero 7 Embayador. Il successo allora del numero 2 Ecuador CR con Antonio Di Nardo.